Io sono sempre etero, sono della vecchia scuola, quindi patate a nastro vuoi mettere. E vabbè, ma davanti a certi petardi come Esatto, spettacolo. esatto, eccolo qua. Che sbordo. Questo è il vero Re Luis. Cioè, ragazzi, tenere fuori due petardi del genere. E benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast. Qua abbiamo il re del crunch, un buon gustaio sia del buon cibo e anche delle belle donne. Abbiamo qua il papà di Milano, che tutti ti chiedono, sei mio padre, no? Tutti i tuoi fans. Ma vuoi mettere? Ci mancherebbe. Siamo qui con Re Luis. Un applauso. Buonasera a tutti, buonasera, Come tutto st- bene? Io ti chiedo tutto Ah bene. no, lo chiedo a tutti. Iori non risponde. Se vuoi già fare dei saluti, devi fare dei saluti. Io volevo salutare la Hilary e fargli gli auguri. Hilary era un cartone animato del cazzo, però posso dirti la canzonetta ci sta, lei è una bella patata, auguri di Hilary. Bene, Incredibile. Abbiamo basta. qua anche Alvise, Il che è King, chi è? Di King Fai la Galvan, presentazione del King. il buon Alvise Galvan, detto il King, il mio migliore amico di sempre, e adesso cazzi tuoi, arrangiati. King di Noale, re di Venezia, indiscusso, Oh, parliamo, insomma, al di Che- sopra di tutti, presidente. Oh, Madonna. esattamente. Luis, se vuoi farci una breve panoramica di te, se vuoi raccontarci i nostri amici che ti stanno guardando. Ma guarda, 50 anni fra qualche mese, sono un boomer giustamente che sta sfondando qui i giovani. Ho sempre lavorato nella mia vita, tante avventure, tante cose e ho quel modo di fare da sempre, magari dire qualche cretinata, che alla fine non ha mai cagato nessuno. Ho scoperto TikTok e niente, Cioè, le vogliono tutti. Ma mi dicevi che prima non venivi ascoltato, dopo con TikTok sì, in che senso? Beh, nel senso, io dicevo, morisse il sindaco, che cazzo dici? Che cazzo dici? Crunch, sei un cretino. Dopo ho detto morisse il sindaco su TikTok, ha girato la Terra, l'universo, oltre i pianeti. Quando è che hai iniziato a pubblicare su TikTok e perché soprattutto hai iniziato a pubblicare? Ma guarda, allora, i social non sono mai stato tanto social, però sai, vado a vedermi le notizie di qua e di là. Ero curioso di cambiare, trovo questo TikTok interessante e ho detto adesso ci sparo un po' di minchiate e al fine avevo ragione. Quindi proprio dal nulla, un giorno Dal hai nulla, deciso basta, dal nulla. i tuoi primi video che hai pubblicato che sei rimasto Allora, sorpreso. io sono su TikTok da 2 anni circa. Avevo fatto delle belle cose, dei bei numeri di qua e di là, non ci guadagno niente per carità di Dio, però è bello essere anche popolare, che ti riconoscono, ti chiedono la foto, è fantastica sta roba qua, ti chiedono di salutare, io giustamente, se un giorno diventerò qualcuno, dirò grazie a tutti quanti, giustamente. E dopo ero arrivato a dei numeri belli importanti, contati in mezzo a mezza Italia, a mezza Europa. Arriva il diversamente bianco dalla Nigeria, mi fotte il profilo, giustamente. E ho dovuto ripartire da zero e sto facendo gli stessi numeri in 4 mesi. Alla faccia sua. Alla faccia sua, testina di vitello. Burda, Oh, Madonna. Ma, aspetta, Alvise, tu hai già qualche domanda? Dove vivi? Già domanda. vorrei sapere, allora, il pubblico vuole sapere dove tu vivi, cosa In fai, provincia di Venezia, a Milano, basta. come è nato il Re Luis? Chi è il Re Luis Allora, realmente? è nato a caso con i primi nickname nei primi anni 2000. Sai che c'era di mettere il tuo. C'era gente che si chiamava Clorofilla, Al tempo, che si ricordo. chiamava mia nonna, quel cavolo che è. Ma dove? E io, ma no, sui vari social, i primi social, Che no? so che c'era MSN. Sì, ma anche gli incontri così, insomma, c'è i primi Degli nickname. incontri, insomma. Ma sì, così. A un certo punto ho visto che c'era una che si chiamava Clorofilla. Che cazzo fai, zio Pino? Ho detto. Dissi Re Luis 76, fatta, vaffanculo. E da là nasce Re Luis, quindi facevo magari le feste, incontri, cene.
e basta, dopo la vita è andata avanti, si lavora e ho scoperto TikTok 2 anni fa. Quindi tu sei già attivo dal 2000, forse... 24, Ah, metà 2024, no, no, zappa. no, io dicevo il discorso dei nickname di Clorofilla 2024, No, quindi... no, ma io parlo che i primi nickname si parla del 2007-2008, Ah, quindi il famoso, e questo Re Luis ce l'ho dal 2007, ok. dopo l'ho trasportato dappertutto. Magari quando facevo feste da incontri con sconosciuti, per esempio facciamo una cena, le prime applicazioni che venivano fuori e niente, facevo anche cene da un centinaio di persone. È rimasto sta roba qua e l'ho Ma portata cene in che avanti. senso? Spiegami. Gente con gente, famosi incontri di single praticamente. Ah, organizzare queste serate qua. Bravissimo, tanti, tanti, tanti anni fa. Dopo era diventato quasi un lavoro, mi sono rotto le palle e ho detto Che basta. va di raccontarci sta roba qua che non sapevo mia. Tipo chatroulette, cosa del Sì, una genere. roba simile, avevamo fatto questo gruppo, dopo, sai, io lavoravo per il Nord Italia, tutto il Nord Italia, ero partito così a caso, ho detto ma sì, incontriamo gente sconosciuta, tanto sono sempre in giro da solo, e insomma ho detto facciamo sta roba qua, l'ho cominciato a fare a Milano, ho fatta a Bologna, di qua e di là, dopo è diventato un lavoro, avevo 2 telefoni solo per sta roba qua, mi sono anche smaronato, ho detto basta dopo 2 anni. Cioè io ricevo chiamate solo per andare a cena e allora dopo ho detto basta, però alla fine è partito, non dico da noi, ma quasi. Quindi può essere che il tuo successo sia dovuto anche No, ma a là sta non c'entra roba più. No, no, che no. avevi la Per visibilità, me è no? morta quella roba là, è morta nel Ah, ok. 2009-10, quindi si parla di 16 anni fa. Sì. Ho No, capito. non c'entra un cazzo. Magari conosco tanta gente da quell'epoca, ma non la metto neanche in mezzo, per carità. I tuoi primi video con TikTok sono stati quelli là con i giochi, le classifiche, cosa che hai fatto? Ma allora, a volte protestavo, io parlo nel primo profilo prima che il diversamente bianco nigeriano me lo fottesse, ma non ha fatto successo. Avevo fatto di una nave a Venezia perché lavoravo per una ditta alimentare, e ho detto, ma sì, aveva fatto 5.000 visualizzazioni, ma non ha mai fatto chissà cosa. Dopo ho cominciato a fare il video, quello meraviglioso di Che auto sei, ero sonnato alle 6 di mattina, ho detto Ferrari, se venivo fuori una panda, con tutto il rispetto delle pande, dissi vaffanculo, insomma l'hanno guardato 2 milioni di persone. E Anche, da là ogni video andava su. anche il video di Cessi, Beh, quello di ricordi? Jesse vuoi 2 mettere milioni, Iron Man mio, 2 milioni, cazzo. Ogni tanto lo ritiro fuori perché mi ricorda la prima volta che uno ha detto, cazzo, voglio il cesso di Iron Man o cagare sulla lava, quello era tanta Una roba. cosa, Marco, voglio chiedere a Re Luis. Prego. Come nascono i crunch? Come nascono tutti quei Nascono titoli? Da cosa? a caso, non è stato progettato, l'ho fatto a caso. Mi sono trovato sto toast meraviglioso da Roberto e mi dispiace ogni tanto nominarlo perché non sto facendo pubblicità, a San Vendemiano andateci, e era spettacolare, cazzo, aveva tutto per essere meglio del mondo. Ma sai, senti, Cannavacciuolo e Crunch e l'altro che Crunch, ha detto Crunch, basta. Ma mi è venuta automatica a caso, ho detto senti il Crunch, che gli è Crunch, Crunch, si scrive Crunch, si dice Crunch, Quindi adesso basta. vai in giro per tutti i pub, i bar a No, cioè schiacciare dipende quel perché non è che dito. mangio solo il toast, quel poco tempo che mi rimane per fare la pausa, il primo che becco vado a mangiarci dentro. E si può dire magari il tuo, no, il tuo posto preferito dove mangiare, dove i toast i tuoi preferiti? Vabbè, allora il toast in assoluto è da Roberto, e c'è il buon Riccardo che te lo prepara, ragazzi, è tanta roba. Non vogliatevene, però là è epocale, punto. Comunque tu diciamo che vedi il toast, vedi il panino, tu fai il video senza, cioè non è che sei tra virgolette pagato, cioè tu lo No, fai no, perché dici, allora sarei un ipocrita a dire non mi danno niente. Su 10 locali che vanno, 5, io dico così, magari
ti offrono il pranzo, la cena, ma è morta lì, basta. E dopo mi piace frequentare anche i kebabari, sono uno più bello dell'altro, poi hanno storie diverse, nazionalità diverse, non è che vengono solo dalla Turchia, c'è chi viene dal Pakistan, dall'Iran, da Tossorea, insomma da tutti i cantoni, giustamente. E la roba bellissima è che ce n'è uno di particolare che mi ha ripreso un giorno dicendomi che sono un venduto perché la gente dice che io vengo, cioè nel senso vado da tutti i kebabari per vedere che mangio bene. No, io l'ho stoppato e lo ripeterò anche per sempre questa cosa qua. Io quando vado in un locale faccio il video, se non è buono non faccio il video e mi è capitato più volte che magari mi conoscono perché vedono i video e ce lo pubblichi. No, punto. Cioè io non ti faccio fare magari 10, 15, 100 km e andare a mangiare merda, insomma. E mi è capitato, per esempio, in un locale nella provincia di Treviso, senza dire nome e cognome perché giustamente deve Certo. lavorare, ma non con la mia pancia, appunto, e neanche con chi mi segue. E mi ero fatto fare un buon toast, all'apparenza era buono, che aveva i funghi di quei, secondo me, di gatti da cesta del gatto. Dai campi di Rio Casa Nostra. Giustamente. E il prosciutto c'era quello economico, no perché io sia zio Paperone, però ragazzi faceva cagare. E c'è stata sta qua, mi ha detto metti il video, sì per offenderti, gli ho detto. E non volle che io pagassi, invece gli ho detto ti do i soldi, non mi vedi più e non pubblico niente, continuo a lavorare magari meglio. Ho capito. La E storia del Toast Cruz. quali sono, se dovessi fare una top 3 di cibi che ti piacciono di più? Oh, la Madonna, mi metti in difficoltà Cioè, qua. perché passi dal kebab al toast, secondo me c'è anche molto altro in realtà. Sì, una buona frittura, magari un buon pesciolino, magari una buona pasta. Poi C'ho di- Marco, scusa che ti interrompo, lui ha anche una Mettila. dote nascosta. Nessuno lo sa qua. Lui ha una dote nascosta, sa fare benissimo E il due tiramisù e poi Ah, sì. e il budino, cazzo. grande. E se volete chiedere qua al buon Alvise e alla sua famiglia, ho portato il tiramisù al Baileys al caramello. Pazzesco. Com'era? Strepitoso, mai mangiato una cosa del genere. E invece il budino da 10 persone. E non lo dico perché è un amico, ma lo dico perché Ma voi mentre che ci sono Sono tuffati parlano dentro, fatti. cazzo! Come mai questa passione per il tiramisù? C'è sei anche cuoco quindi? No, non me ne frega un cazzo. Ho quella passione di farlo così, magari cambio l'ingrediente e basta. Ah. Cioè, non so scaldarmi una pasta, so farmi una bistecca come tutti i classici normali. Non sono chissà cosa, però il tiramisù, anche le frittelle, preferisco un certo tipo di frittella. Però le frittelle sono tanta roba quelle che faccio. Puoi chiedere a degli amici miei. Comunque sta top 3 dei cibi, quindi quali sono? Ma allora mettiamo in assoluto, mi metti in difficoltà, cazzo. Beh, la pizza è al terzo posto perché insomma Ok. un buon stinco, perché Ah, sì? cazzo, lo stinco, Davvero? bisogna saperlo mangiare lo stinco, bisogna andare nel locale giusto dove mangiarlo e dopo una bella fiorentina, cazzo. al primo con le patate. Io sono andato tanti anni, millenni fa, perché io ho 5.000 anni, giustamente, e in Liguria ho trovato sto locale perso nel mondo, cioè non lo troverai mai più, mi sa che non lo troverò proprio mai più. Aveva ste griglie, sta roba, ho mangiato una fiorentina da, sarà stato 3 kg, 2 kg e mezzo, una roba, non mi ricordo proprio, era il 2001, quindi ieri praticamente, l'altro tanta giorno, sì. roba, Qualche ma ora fa. un'ora, ma sono ciucciata tutta, la mia ex ha detto posso assaggiarla? No, No, basta, mi dispiace. arrangiati, morisse la mia ex anche. E invece, visto che siamo qua, tu, se qualche donzella sta guardando, tu sei singola attualmente, Sì, sto bene da solo. non hai qualche gusto particolare, una top 3 di tipo di donna che ti piacerebbe? Le donne sono belle tutte, anche se sono rompicoglioni, sono belle tutte.
Cioè, dopo non sono pretenzioso, basta che non rompa le palle, basta. Ogni tanto, ecco, adesso mi viene in mente una roba, che qualche volta, che anch'io guardo con molto piacere, oltre al cibo, filmavi anche delle belle ragazze, delle belle cameriere, Le bariste, bariste. e anche descrivendo, e la gente dice, maestro, si contenga. E vabbè, ma davanti a certi petardi come Esatto, spettacolo. esatto, eccolo qua. Che sbordo. Questo è il vero Re Lewis. Cioè, ragazzi, tenere fuori due petardi del genere. No, ma mi è capitato. Guarda che petardo. Guarda al mondo. Da vergognarsi. Pisellabile. È molto pisellabile, quella è proprio track. Mi è capitato invece di una barista, te giuro, a stare perché mi vede duro il ciccio solo pensare, ok? Che era su sto bar X, senza far nomine e cognomi, sai come sono le cose, e aveva fatto 180.000 visualizzazioni in poche ore. E giustamente ha voluto il numero perché ci scambiavamo sta roba, come si chiama? Questa escalation. Il giorno dopo mi chiama dicendo di togliere il video perché il suo ragazzo è geloso, basta. Ho detto, ma guarda che la gente va al bar per vedere la figa, mica per vedere il tuo amoroso, eh. Esatto. Ma vergognati, zio Pino. Dopo alla fine sono andato a prendere sto suo famigerato moroso geloso e ho detto, ma ti, costi fatti, petteni bamboli tutto il giorno? Non lo capivo. Ma non voglio. E allora da barista andava a fare la suora, almeno fai i sofficini da farci vedere. Insomma, Esatto. giustamente. Altre due cose, Tre. Luis. Morisse il sindaco. Sì. E il prete. Come mai? Come escono queste cose? Ritengo il prete e il sindaco due cariche che non servono assolutamente a niente. Rispetto solo a quello di Scorzè, l'ho sempre detto perché io amo Scorzè. Se tu hai bisogno del sindaco o c'hai i soldini, perché sennò il sindaco si farà sempre i cazzi suoi. Quindi morisse il sindaco. In generale, ma che non si offendano sti pelandroni, cazzarola. E il Papa? Non serve a niente. Ecco. Cosa serve il Papa? Dai, a niente, come il Presidente della Repubblica. Cosa serve un vecchio rincoglionito? Dai. Cosa ne pensi, Luis, della Chiesa e come si chiama? Appunto, siamo perdere. Della Chiesa, spiegami. Della Chiesa del governo, cosa ne pensi? Allora, la Chiesa è un po' all'antica, ecco, dovrebbe modernificarsi. Non dico che bisogna andare a lambada o a techno dentro, però cambia fiere robe. E se uno è diversamente etero o ha certe preferenze, devi dare la possibilità anche a quella gente là di dire la sua, insomma. Il governo a cosa serve? Cioè, sinceramente, sono passato dal governo alla Chiesa perché non servono niente tutti e due. Magari, zio. Però ricordiamo sempre a tutti comunque che tu non è che guardi destra o sinistra, No, tu no, no. il tuo pubblico ami tutti a prescindere. Io amo tutti, a basta. prescindere, dobbiamo dirla sta cosa qua, Sì, giusto? sì. Di destra, sinistra, Me centro, frega un bianco, cazzo. nero, tu No, ami diversamente bianco, diversamente Esatto, li giustamente. ami tutti, giusto? Io amo tutti, basta che Esatto. non mi rompiate il cazzo. Ecco. Giustamente. Benissimo. Hai qualche altra passione? Passione, le patate, giustamente. Cioè, più patate ci sono, meglio è. Io sono sempre etero, sono della vecchia scuola, quindi patate a nastro vuoi mettere, zio Pino e Com'è la morisse il patata sindaco. dentata? La Cos'era? patata dentata, sì. Allora c'è questa specie di trattore, quello che toglie l'uva là, che passa l'uva. Insomma, a me mi pareva una figa, appunto. Era dissi la Madonna, la vera e propria patata dentata, zio Pino. Ecco, quella ha fatto un macello. Andare dai clienti che mi seguono anche su TikTok, che mi dicono, quelli di Treviso, Gavaria pensa a tutto ma non a figa dentata. Oppure un altro mi ha detto, io mi passo davanti tutti i giorni, non ho mai pensato a una patata dentata. E mi ho detto, se avessi il ciccio bello grosso, quello sarebbe un salame in galleria. Giustamente. E il segreto, possiamo dire, il segreto del freddo, Cioè? che Re Lewis, giustamente, d'inverno con -3, -4,
Ma tutti noi attacchiamo il termosifone e lui si accende giustamente l'aria condizionata a mi sta 16. sul cazzo il caldo. Eh. Basta. Oppure va a fare il bagno in montagna Giustamente a un 2 a gradi. dicembre, Certo. Cioè, mi sta sul cazzo il caldo, ma la gente appiccicaticcia, puzza di sudore, ma che merda. Che schifo, zio Pino. Da vergognarsi.